Benvenuti a questa cerimonia che si svolge ogni anno qui a Cargnacco per ricordare coloro che, inquadrati nel corpo di spedizione italiano in Russia prima e nell'armata italiana in Russia poi, combatterono in quella terra lontana dove molti, troppi, sono caduti o dispersi. Diamo pertanto inizio alla cerimonia con l'ingresso nel piazzale della fanfara della Brigata Alpina Iulia e di un picchetto d'onore del terzo reggimento artiglieria terrestre da montagna. La Brigata Alpina Iulia è la degna erede dell'eroica divisione Iulia che nella campagna di Russia subì il peso maggiore nella disperata difesa d'oltranza delle posizioni e nella protezione della ritirata degli altri
Accede ora sul piazzale il vessillo della sezione A di Udine, scortata dal Consiglio sezionale, e i vessilli e i gagliardelli delle associazioni combattentistiche d'arma. Affluisce nel luogo della cerimonia il medagliere dell'Unione Nazionale Italiana Medici di Russia, scortato dal Presidente nazionale dottor Giovanni Soncelli e dai rappresentanti del Consiglio Direttivo Nazionale.
Grazie.